speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Nostro ospite in questa occasione Mario Collet, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Mario Collet è candidato per Noi con l'Italia nel collegio plurinominale di Treviso e Belluno, è il capolista alla Camera dei Deputati e oltre ad essere anche sindaco di Follina. Allora Mario Collet, il nostro territorio, la provincia di Treviso, il Veneto, in questo senso è in una situazione migliore di molte altre regioni, però anche qui da noi la disoccupazione giovanile ha raggiunto percentuali elevate e continua a rimanere a percentuali elevate. È un problema che anche voi sindaci sentite in prima persona, con cui vi confrontate. Anche nel suo territorio, insomma, ci sono tanti ragazzi che faticano a trovare un'occupazione e che magari dopo l'università pensano o addirittura hanno già attuato di andarsene all'estero appunto per trovare una realizzazione professionale. Ecco, è così e secondo lei come bisognerebbe intervenire? Beh, è proprio così, questa è la vera vergogna dell'Italia, avere una disoccupazione giovanile che rasenta o supera il 40%, forse non nelle nostre zone, ma come media d'Italia, è una cosa che per un papà, come sono io, fa male al cuore. Proprio l'altro giorno, guardi, è venuto da me il figlio di un amico che ora non c'è più e mi diceva che non riusciva a trovare lavoro. E io ho la fortuna di avere due figli che però lavorano nel mio studio. Ho chiesto a questo ragazzo: ma dimmi cos'è che si fa per... Io non l'ho mai provata questa esperienza. Cos'è che si fa per trovare lavoro? E lui mi fa: sì, io giro di fabbrica in fabbrica, di posto in posto, con una lettera in mano, con il mio curriculum. E poi cosa ti succede? Mi dicono: sì, lasci qua e poi vedremo. E tu come esci? E lui ha abbassato gli occhi. Io penso che quando un ragazzo che si aspetta dal futuro, si aspetta una vita, almeno una vita di lavoro, trovarsi di fronte a queste cose sia una mazzata. A me è venuto un colpo allo stomaco e ho detto: non è possibile che al giorno d'oggi, ripensando alla mia gioventù, quando riuscivo a progettare e viaggiavo con i sogni, che adesso non si possa più far questo. Io mi impegnerò a fondo per quello che ultimamente Berlusconi ha detto e che io approvo in pieno, che coloro che assumeranno dei giovani non dovranno avere nessuna tassa da pagare per la loro assunzione. E credetemi, questa è l'unica via che può portare concretamente a qualcosa di buono, altrimenti stiamo sempre chiacchierando, facendo degli slogan che poi sappiamo, no? Come vanno a finire gli slogan. Collet, ecco, gli industriali, anche la presidente degli industriali di Treviso, di un'industria con una provocazione certamente, però affrontando questo problema poi c'è un paradosso, perché poi ci sono aziende che cercano in realtà dipendenti da assumere e non li trovano, perché non trovano le figure giuste o perché, e questa è stata anche un po' la provocazione lanciata da Maria Cristina Piovesana, presidente di un'industria, perché purtroppo anche i nostri giovani non hanno più voglia di entrare in fabbrica, giovani preferiscono fare i cuochi, gli chef. Sì, ecco, i nostri giovani giustamente si aspettano di più. Ed è giusto che si aspettino di più, perché dalla vita bisogna sempre pretendere di più, non possiamo appiattirci. Però io penso che se facciamo una cosa ponderata e riusciamo a collaborare sia con le imprese sia con la scuola, riusciremo a collocare i nostri giovani nei posti dove sono più adatti alle loro peculiarità e sicuramente riusciremo ad investire nel futuro di questi giovani. Quindi sgravi per chi assume giovani e magari un miglior orientamento anche esatto, scolastico. Un miglior orientamento soprattutto partendo dalla scuola.
È favorevole all'alternanza scuola-lavoro che adesso si sta sperimentando, insomma questi stage di giovani nelle aziende, intanto per prendere conoscenza? Sì, io li ho visti anche all'interno del mio comune, questi giovani che vengono e fanno questi stage e sono sicuramente positivi, perché intanto orientano, fanno capire cosa poi troveranno nella vita quella normale, non nella vita della scuola, per cui sono utilissimi. Mario Colletta, proprio in conclusione un flash, perché abbiamo parlato di disoccupazione giovanile, problema sicuramente molto serio, ma c'è anche, come dire, l'altro fronte, il fronte opposto, quello degli over 50. Anche lì ci sono tante persone che perdono il lavoro e faticano a ritrovarlo. È un tema da tenere sotto massima attenzione anche quello. Certamente, perché questi over 50 hanno una famiglia a cui badare, una famiglia a cui magari promettere del futuro ai giovani, e trovarsi disoccupati a un'età di 55 anni e sapendo che poi magari la tua età compromette anche la tua assunzione, questo qua deve lasciare nel sgomento chi si trova in questa posizione. Per cui anche qua un impegno per riuscire a dare anche a queste persone un minimo di dignità. Grazie a Mario Collet, candidato alla Camera dei Deputati per Noi con l'Italia nel collegio plurinominale di Treviso e Belluno. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi per averci seguito. Vi rinnovo l'invito con i prossimi appuntamenti dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.